Porca miseria! Ma che cazzo abbiamo visto? Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Walter ragazzi, per iniziare il video link in descrizione del mio grafico se lo volete seguire, è bravissimo, mi sta dando una mano come avrete già notato, finalmente mi si è sgonfiata la faccia, riesco pure a fare video. Ma che cazzo abbiamo visto? Ma che abbiamo visto? Allora, sarei un ipocrita nel dirvi che mi dispiace del fatto che la Juve abbia perso, perché tifando Napoli è ovvio che sia abbastanza contento di ciò, ma io mi soffermerei più che sulla Juve, su questo campionato. Ora ci sono 4 squadre nel giro di... potrebbero esserci nel giro di 2 punti, 3 punti. Dipende anche quello che farà il Milan e quello che faranno Roma e Napoli stasera. Ma ragazzi, ma che campionato è? Che campionato è? A parte l'Inter che oramai sta in volata. Ma che campionato è? Una lotta Champions clamorosa detta dal fatto che la Juve credo che sia la più scarsa degli ultimi 10 anni, dal fatto che il Milan sta facendo un campionato buonissimo, dal fatto che il Napoli, nonostante tutti i inciampi, stia ancora lì, e nonostante la Roma stia facendo un buon campionato, stiamo tutti lì, ma è incredibile quello che stiamo vedendo, è incredibile. E comunque io ora voglio affrontare un discorso, no? A parte gli errori dei singoli, perché io credo che se una partita viene persa in questo modo è un errore di un singolo. Arthur, che cosa fai, bello mio? Per chi mi conosce, per chi segue i miei video da tanto tempo, sa che Arthur è uno dei miei giocatori preferiti per quanto riguarda la Juventus. Ma che cos'è quella... ma che cos'è quella roba? Ma che cos'è quella roba? Mi ricordo un gol del genere con passaggio, mi sembra, di Alexandro, non mi ricordo contro che squadra, proprio contro il Milan che fece una cazzata del genere Alexandro, mi sembra, proprio in una partita, in un Juve Milan, mi sembra una cosa del genere. Ragazzi, ma quello è un passaggio che non va fatto mai, mai. Comunque, per chi mi verrà a dire il rigore di Chiesa, per me quello non è mai calcio di rigore, però non mi sarei stupito se l'avesse dato, perché abbiamo visto dei rigori molto meno plateali, quindi non venitemi a scrivere antisportivo, qua là abbiamo visto dei rigori molto meno plateali dati. Per me Chiesa cerca il contatto, inciampa lui sul giocatore, non c'è una vera e propria ostruzione, per me quello non è calcio di rigore, poi ognuno la pensa in un modo diverso, ma secondo me se io fossi nei tifosi della Juventus non mi appellerei al calcio di rigore, perché oggi uscire con un punto con zero cambia relativamente poco. È l'atteggiamento della squadra il problema, è l'atteggiamento della squadra, e quello cosa lo dà l'allenatore. Ma io ora vi faccio una domanda a tutti i tifosi juventini che l'anno scorso, per carità, Sarri era napoletano, tutto quello che volete, ma tutti i juventini che insultavano Sarri, Sarri via non ha la mentalità, qua là, ma di Pirlo ora che mi volete dire? Perché io sono sempre stato dell'opinione che Pirlo è stato preso per un progetto a lungo termine e che quindi vada valutato sul lungo periodo. Ma se Pirlo non dovesse neanche, puta caso, non succede, ma se Pirlo non dovesse centrare neanche la Champions League, voi lo terreste? Perché a quel punto le carte si mescolano, perché almeno la qualificazione in Champions la devi ottenere, e attualmente la qualificazione in Champions alla Juve è tutto fuorché chiusa. Per quanto riguarda invece lo scudetto dell'Inter, io credo che se il Milan oggi non vinca, lo scudetto sia al 100% dell'Inter. Già ora secondo me al 99,9. Se oggi il Milan non vince, è al 100% dell'Inter lo scudetto, perché quei punti non li perdi più. Non li perdi più. Detto questo, Juve moscia, Juve che non riesce mai a finalizzare. Oggi anche Chiesa un po' sottotono, Danilo che si è mangiato alla fine, Danilo ragazzi, clamoroso quello che si è mangiato Danilo alla fine, clamoroso. Ronaldo sempre abbastanza sottotono, io credo che se ne andrà, non lo vedo concentrato, lo vedo che pensa ad altro, credo che a fine stagione farà le valigie e se ne andrà. Ma fatemi sapere, ma voi, secondo voi chi si qualificherà in Champions? E soprattutto, ma questa Juve, ma che ha passato? Ma che ha passato? Io oggi non mi sarei mai aspettato una Juve sconfitta. Mai, mai, ma credo come me moltissimi altri, mai nella vita. Boh, fatemi sapere qua sotto, bello.